A 50 anni dal terremoto del 76, il Friuli Venezia Giulia dispone oggi di un'infrastruttura di monitoraggio sismico tra le più avanzate in Europa, nata dalla stretta collaborazione tra Regione, Università di Udine e OGS. Si è parlato di questo e tanto altro nella giornata dedicata all'argomento in Sala Iace a Palazzo d'Arunco. È una ricchezza straordinaria. Se ricordiamo che l'OGS e l'Università di Udine nascono da quell'esperienza, questo a dimostrare che questa è stata un'esperienza nella quale nessuno si è seduto e questa è stata un'occasione tragica che però questo popolo, questa terra ha saputo utilizzare per disegnare una stagione nuova, molto più moderna, molto più competitiva. La gestione del rischio sismico si è evoluta passando dalla semplice previsione a una strategia complessa che integra ricerca, sviluppo del territorio e cooperazione tra diversi enti di ricerca nazionali. Un'occasione di approfondimento scientifico, è un approfondimento diciamo, delle relazioni tra la scienza e i sistemi di protezione civile, i sistemi degli enti locali, quindi ancora una volta l'evidenza che da grandi drammi spesso, ma in questo caso in Friuli in maniera eccezionale, nascono anche diciamo, delle opportunità. Emerge la necessità, tema sempre caldo, di riformare il quadro normativo riguardante le responsabilità di amministratori e volontari affinché le tutele legali siano coerenti con l'imprevedibilità degli eventi estremi e dei cambiamenti climatici. Cioè, ci sono aspetti che noi rischiamo, secondo me, di semplificare, e questo non è un tema che riguarda la magistratura, questo è un tema che riguarda la politica. Però se io oggi guardo alla sentenza di condanna del sindaco di Preone e del coordinatore dei volontari e guardo anche a quello che sta accadendo a Niscemi, mi pongo delle domande rispetto al fatto che coloro che giustamente devono rispondere delle loro responsabilità oggi siano in grado di farlo in una condizione dove quelle regole siano coerenti con una condizione di responsabilità davanti a fatti difficilmente governabili.